Buonasera ai vecchi e ai nuovi sostenitori del futsal, da me Veronica e dal canale della divisione Calcio a 5. Ultima giornata del girone di andata che vedrà tra pochi minuti scontrarsi la formazione padovana di casa capitanata da Jessica Troiano contro la squadra umbra guidata dal mister Battistone, l'Atletico Foligno. Prima di iniziare il match verrà osservato un minuto di raccoglimento in memoria di Fabio Cudicini. Vediamo le due formazioni che si stanno giocando il possesso della palla. Per le Venete, quello a cui tra poco assisteremo, sarà il primo match casalingo del 2025. Infatti sabato 4 gennaio il VIP aveva giocato contro il Lazio Calcio a 5. Quella partita per le ragazze di Mister Serandrei era iniziata nel peggiore dei modi. Infatti in un minuto e mezzo la Lazio aveva già segnato 2 gol. Le ragazze del VIP in quella giornata hanno reagito e accorciato le distanze, ma il risultato finale comunque ha decretato un 6-2 per la Lazio. Il risultato avrà abbattuto le ragazze del VIP? Sarà tanta la voglia di riscatto? Andiamo quindi a vedere subito le formazioni che scenderanno tra pochi minuti in campo. Per l'Atletico Foligno con 1 Ricottini Giulia, 19 Carretta Giulia, 15 chiedo scusa, è la distinta questa era la distinta del VIP. Andiamo a vedere la distinta del Foligno. Numero 2 Cecconi, numero 6 Narcisi, numero 7 Ferroni, numero 8 Magnini, numero 9 Sulpizzi, numero 10 Corboli, 11 Zelli, 16 Castagnoli, 21 Dos Santos, 22 Baldassarri, 77 Pezzola, 99 Proietti. Allenatore Battistone Luigi, allenatore in seconda Santoni Ilaria. Invece per il VIP numero 1 Ricottini Giulia, 19 Carretta Giulia, 15 Kubasek Claudia, numero 5 Palermo Marta, 14 Salvador Andrea, 10 Giulia, 9 Jimenez Vanessa, 8 Piccinno Arianna, 3 Maddalena Anna, 6 Fernandez Jessica, 11 Troiano Jessica, 13 Bernardelle Marta. Allenatore Serandrei Kim, allenatore in seconda Faccino Sonia. Arbitro in prima di questo match Amedeo La Calamita da Bari, arbitro in seconda Andrea Colombo da Modena, cronometrista da Parma Francesco Cocco. E dopo questo minuto di raccoglimento in memoria di Fabio Cudicini siamo pronti ad iniziare il match che si annuncerà sicuramente come una sfida di carattere e determinazione, considerando la voglia di riscatto che ha caricato durante tutta la settimana le ragazze di casa e oggi in maglia giallo-nera e la voglia di guadagnare 3 punti importanti per le ospiti in maglia blu. Ricordiamo l'Atletico Foligno invece ha iniziato il 2025 nel migliore dei modi. Il 5 gennaio le umbre si sono sfidate con Royal Team e fin dai primi istanti l'Atletico Foligno aveva dimostrato una notevole organizzazione e grinta. Per tutto il tempo della partita le padrone di casa avevano imposto il loro ritmo e alla fine si sono imposte per un 2-0, guadagnando così 3 punti importanti per il cammino in campionato. Ormai anche qui a San Martino di Lupari è tutto pronto per iniziare il match, ultimi accorgimenti, ultimi preparativi da parte degli arbitri. Match che si giocherà in contemporanea oggi per tutte le squadre del futsal ed ecco che il fischio di inizio sancisce il primo possesso per il VIP che si avvicina già alla porta pericolosamente e con velocità.
rimessa dall'angolo per il VIP, trova subito pronta una compagna, viene però raddoppiata, si lotta per mantenere il pallone in vita, l'ultimo tocco è per le padrone di casa e perciò torna primo possesso per Foligno. Non riesce ad avanzare con semplicità Dos Santos che subisce un pressing difensivo consistente, ottima palla rubata da Zelli, ma subito il VIP mette in cassaforte la prima rete operata da Vanessa, il numero 9 in maglia giallonera. 1-0 subito nei primi 30 secondi di partita. Rivediamo il replay di come ha perfettamente caricato di destro e messo a segno la prima rete. Ottimo inizio per il VIP che, come dicevamo, hanno sicuramente lavorato tutta la settimana dopo la sconfitta recente. Se si dà ora uno sguardo alla classifica totale, l'Atletico Foligno si trova al 12° posto, livello che al momento prevederebbe campionati play-out. Il VIP invece si trova all'8ª posizione in zona play-off. Guarda tutte le squadre dall'alto della classifica, il kick-off femminile con 10 vittorie e una sconfitta. Importantissime saranno anche saranno soprattutto le partite di oggi per chi dovrà riuscire ad approdare all'8ª posizione per il futuro della stagione calcistica. Ed ecco intanto che il gioco continua ad essere condotto dalle ospiti con buoni passaggi tra Baldassarri e Zelli. Interviene però a bloccare la collaborazione tra le due giocatrici la difesa del VIP c'è anche un fallo, primo fallo realizzato dal VIP, primo fallo personale anche per Kubasek. Dos Santos trova pronta Baldassarri, palla sulla fascia sinistra, prova ad avanzare con un passaggio alto ma viene raddoppiata in difesa. Castagnoli perde il controllo del pallone, rimessa per il VIP. Vanessa per Bernardelle che prova un difficile passaggio che esce però lateralmente. Di nuovo attacco per il VIP, Bernardelle non trova il preciso passaggio per Cuba. Pericolosissima nuovamente Vanessa che dalla fascia destra riceve un passaggio preciso, carica bene prontamente di destro, ma altrettanto chiara era la traiettoria della palla per Cecconi. In questo momento la vediamo in porta. Rimessa per Foligno, palla alta che non trova nessuna compagna, quella lanciata da Dos Santos. Un'ottima occasione per il VIP per giocare un altro buon attacco. Portiere che lancia profondo e lungo per Bernardelle, palla che non riesce a essere mantenuta in campo. Cuba ruba un ottimo pallone, ci riprova Vanessa, carichissima e convintissima di trovare la porta, ma il pallone si ferma nelle mani di Cecconi.
rimessa laterale. Vanessa, lancio lungo per Cuba che ferma il pallone di testa, subisce un colpo involontario da parte di Cecconi, che va anche ad assicurarsi che l'avversaria non abbia nulla di grave. Giocata che però non si conclude con nulla di concreto, se non una palla che ritorna in possesso di Foligno. Ora da metà campo rimessa per le ospiti, con Zilli che per sfuggire alla difesa avversaria sceglie un passaggio in arretramento. Vanessa, passaggio di nuovo lungo, prova la giocata profonda continuamente, la giocatrice numero 9 della formazione di Mr. Kim. Nuova rimessa per il VIP, che però questa volta trova la testa di Zelli. Altro contatto sanzionato da parte dell'arbitro. Sono 1-1 i falli per le due formazioni. Occhi puntati su Vanessa, che prova a superare la difesa di Dos Santos. La palla si incastra più volte nelle gambe dell'avversaria, di nuovo rimessa per il VIP. Intanto c'è un primo cambio per la formazione veneta, che vede lasciare qua un po' di respiro, un po' di pausa alla numero 13 per mettere in campo il capitano Troiano. Prova Troiano a trovare Cuba in posizione vicinissima alla porta avversaria, non riesce però a recapitare con precisione il pallone. Vediamo di nuovo il VIP giocare in attacco, gioco condotto sapientemente secondo i propri ritmi dal VIP, una squadra che cresce costantemente, che dimostra una sempre maggiore capacità di condurre. Rimessa del VIP, deve arretrare per sfuggire al pressing difensivo. Troiano si trova raddoppiata, pericolosissimo in questo momento Foligno, che prova e trova la rete. Momenti concitati che si realizzano con la prima rete per le ospiti, ed è proprio la numero 16 Castagnoli Beatrice a portare la propria squadra in parità sull'1-1. Abbiamo visto il replay di come velocemente sono riuscite a realizzare una rete anche le ospiti, che avevano cominciato con uno studio probabilmente delle venete e con un raddoppio difensivo sulla fascia sinistra. Hanno sottratto un ottimo pallone. Una partita che regala già dai primi minuti grandi emozioni e necessità di seguire con attenzione queste due squadre che si stanno battendo, stanno cercando di guadagnare punti importanti. Chi per accedere ai playoff poi e chi per mettersi in zona salvezza, quindi due formazioni agguerrite, quelle che stiamo vedendo ora in campo. E di nuovo time out, palla che torna a far scorrere il cronometro. C'è stato un cambio nel frattempo per la formazione veneta, che ha visto entrare per la prima volta questa sera Maddalena Anna, autrice di uno dei gol che lo scorso weekend sono stati realizzati dal VIP. Anche per la formazione ospite è entrata in campo Narcisi, il capitano,
che questa sera vediamo protagonista per la prima volta. Aumenta l'intensità e il pressing in difesa in questo momento la formazione di Mister Battistone, che si fa sempre più serrante nell'attacco giallonero. Pericolosissima nuovamente, senza successo però Maddalena, che era a veramente qualche centimetro dalla porta avversaria. Di nuovo prova la collaborazione con Vanessa, si lotta per il pallone, pericolosissimo il VIP che nuovamente sfiora la rete, palla che si incastra, batte sulla traversa internamente senza però riuscire a concretizzarsi in una rete. Vediamo il replay di come questa palla abbia flippato senza concretizzarsi. Rimessa per le giallonere. Maddalena trova subito Vanessa, che carica forte di destro, ma altrettanto forte è l'allontanamento da parte di Baldassarri, che blocca l'avanzata pericolosa del VIP, che nuovamente conduce il gioco in attacco. Troiano supera con un cambio di velocità la difesa avversaria, lascia lascia Baldassarri a rincorrerla, ma non è precisa nel tiro, parla che corre parallela alla porta, quindi difesa per pochi secondi del VIP. Troiano pericolosissima, stava per realizzare una rete, ma ancora una volta Foligno viene protetta da una parata sapiente di Cecconi. Giocata frettolosa ed imprecisa quella operata dal VIP. Ci riprova Troiano a collaborare con Maddalena, la palla però corre troppo e finisce oltre le linee del campo, rimessa per Foligno. Colpo di testa di Maddalena, ci pensa però a recuperare subito il pallone Castagnoli, palla pericolosa ma che non era diretta verso la porta avversaria. Calcio d'angolo per le ospiti. Prende l'iniziativa il capitano Narcisi, prende anche la determinazione, l'iniziativa di incitare le compagne a un gioco più preciso. Nuovo rimessa per Foligno, palla che viene però fermata da Riccottini. Nuovo palla in punta, numero 6 maglia blu prova a sfuggire alla difesa avversaria, la palla le viene allontanata, non può far altro Narcisi che posizionarsi per la rimessa. Castagnoli trova subito Narcisi, passaggio profondo per Magnini, si lotta per il pallone e ne ha la meglio Troiano, che prova a superare la difesa avversaria, si allunga un po' troppo il pallone, interviene subito Narcisi, che corre ora inseguita da due, un 1 contro 1 che viene allontanato ogni pericolosità da Riccottini, che devia la traiettoria del pallone. Rivediamo la giocata e la deviazione da parte di Riccottini. Calcio d'angolo in questo momento per Foligno. Imprecisa Narcisi, che si dispiace però torna velocemente in difesa, perché altrettanto veloce è il cambio operato nel quintetto veneto, il suo ingresso in questo match anche la numero 10 Giulia.
Passaggio, lancio profondo, quello di Cecconi per Zelli. Continua il gioco a essere condotto e controllato da un Foligno che aveva cominciato il match un po' sottotono, ma che ha aumentato l'intensità e la tensione minuto dopo minuto. Sul tabellone infatti il risultato è ancora di 1-1, anche se per poco non è riuscita Giulia a realizzare un'altra rete, palla che però sfugge e finisce oltre la porta avversaria. Prova a sfuggire il raddoppio difensivo Narcisi, scappa il pallone verso Zilli che trova una buona collaborazione con Magnini. Ferma il tutto però la difesa del VIP, numerosi cambi ora anche per la formazione veneta che continua a mantenere alta l'intensità e il lavoro in difesa. Costringendo infatti, vediamo Narcisi ad un passaggio un po' troppo forte che colpisce solo il muro perimetrale della palestra. Cronometro che torna a scorrere, poco più di 12 minuti per questo primo tempo di gioco. Palla che si preferisce ridare al portiere, si lotta per il pallone pericolosissimo in questo momento Zelli che prova a sottrarre un pallone senza successo al VIP. Attacco condotto dalle ospiti. Ancora palla per Narcisi, Zilli prova a caricare di destro ma la palla corre lungo la linea della porta e quindi non trova la soddisfazione personale. Passaggio lungo e profondo, lancio quello di Ricottini che però arriva nelle mani di Cecconi. Nel frattempo, sempre alle 18 è iniziata anche Cagliari calcio a 5 femminile contro Bitonto e il risultato è 0 per le padrone di casa, 1 per Bitonto femminile. Sempre 0 per kick-off femminile e una rete già segnata dal Pescara. Passaggio profondo, quello di Ricottini che sperava di trovare probabilmente la compagna, ma trova solamente la difesa avversaria. Ecco, un altro cambio veloce per l'allenatore Battistone che mette in campo Corboli. Altro attacco per il VIP, un passaggio della polacca per la compagna numero 13, sfugge, corre velocissima in Bernardelle, trova però le mani di Cecconi. C'è stato un colpo che causa un importante dolore a una delle giocatrici maglia blu, è Ferroni, che si rialza fortunatamente da terra. Ecco che si torna a giocare con Bernardelle che non è preciso nel servire il pallone però a Fernandez e quindi il VIP ritorna in difesa. Palla che Narcisi riesce a mantenere in vita, trova velocemente Zelli, si lotta per cercare di superare metà campo senza troppo successo.
portiere che ora esce dalla propria zona per Foligno, di nuovo rimessa per le ospiti. C'è stato nel frattempo un aggiornamento dal match tra Osaka Falconara e CMB Futsal Team, perché ora Osaka conduce per un 3-0, mentre Royal Team Lamezia ha realizzato una rete, Audace Verona 2, mentre Tiki Taka Futsal 2 e Lazio 0. Questi i risultati delle partite in contemporanea che si stanno giocando in questa ultima giornata di andata, quando ormai tutti circa le formazioni sono a metà del primo tempo di gioco. Anche qui a San Martino di Lupari, giro di boa di questo primo periodo che vede il risultato cristallizzato dopo le prime reti realizzate nei primissimi minuti di partita. Vediamo intanto l'attacco del VIP con Fernandez che cerca di superare Baldassarri, scivola ed è costretta a fermare il tutto calciando la palla fuori dalla porta. Narcisi prende iniziativa da una importante distanza, ma Ricottini para una possibile rete. Rimessa questa volta per Corboli. Si prova la collaborazione che riesce e si concretizza con una rete per Corboli, che questa sera trova la soddisfazione personale portando la propria squadra a una rete di vantaggio. Tabellone recita VIP 1, Foligno 2. Vediamo il replay di come in 3 passaggi siano riuscite le ragazze dell'allenatore Battistone Luigi a portarsi in vantaggio in questo primo tempo di gioco. Altri 9 minuti e 55 secondi per il VIP per cercare di pareggiare e andare alla pausa almeno a parità di punti, con parità di rete con le avversarie. Palla che esce lateralmente, Cecconi non riesce a mantenere il pallone vivo. Rimessa questa volta per il VIP. Andrea si trova chiusa in difesa, ma l'ultimo tocco è proprio della numero 6 di Foligno. Baldassarri tocca per ultima il pallone, quindi un'altra occasione per il VIP di concretizzare un buon attacco. Si decide di ricominciare l'azione servendo il pallone al portiere. Cuba, ottimo passaggio per Giulia, le due polacche si intendono precisamente e infatti riescono a realizzare la rete che le porta sul 2-2. Precise e determinate, le due polacche collaborano qui con 2 precisi passaggi, portano la formazione veneta in pareggio. Una partita che continua a dimostrarsi all'ultimo gol, perché come segna una squadra subito l'avversaria risponde. Un match che tiene tutti sull'attenti, sia il numeroso pubblico accorso qui questa sera a San Martino di Lupari, sia chi ci segue da casa.
Vanessa trova pronta subito il Fernandez per Troiano, che perde l'equilibrio per un contatto deciso di Castagnoli. Zilli decide di servire il pallone a Cecconi, però Troiano interviene. Costretta Baldassarri ad un passaggio impreciso che esce lateralmente, quindi una occasione d'oro per il VIP che deve concretizzare il più possibile ogni azione. Questa volta però scade il tempo a disposizione di Vanessa per fare la rimessa e quindi attacco per Foligno con Baldassarri che collabora con Narcisi, velocissima la numero 6 di Foligno. Rimessa per Castagnoli che in realtà manda la compagna Dos Santos, allontana un pallone che stava diventando pericolosissimo il VIP con un calcio che spedisce il pallone sugli spalti. Rimessa laterale per Dos Santos, trova Narcisi che deve proteggere il pallone da Troiano e dal raddoppio difensivo arrivato in aiuto da Andrea. Difficile la scelta del passaggio per Vanessa che si trova a vedere un pallone che le sfiora accanto ed è il pallone della terza rete per Foligno. Autrice del gol, la numero 6 in maglia azzurra. Rivediamo il replay di come sottrae Narcisi Elisa il pallone a Troiano e lo mette precisamente in rete. 2 VIP, 3 Foligno quando ancora ci sono 7 minuti e 50 di gioco. Match che continua a stupirci, un match dall'alto coefficiente di reti. Baldassarri lotta con Troiano, l'arbitro fischia, il primo arbitro la calamita fischia il contatto irregolare commesso da Troiano che riconosce il proprio errore. 2-2 i falli di squadra. Minuto di sospensione richiesto dal mister Battistone Luigi, un minuto che sarà sicuramente prezioso anche per l'allenatore Sir Andrei Kim che deve cercare di costruire un gioco per rispondere a questa terza rete realizzata da un Foligno che mette in campo un gioco sempre più dinamico, un gioco che richiede carattere e determinazione. Vediamo anche noi da qui che è un incontro che va affrontato con la massima attenzione e determinazione per entrambe le formazioni che devono guadagnare questi 3 punti importanti. Chi per, dicevamo, come Foligno cercare di mettersi in zona salvezza dal momento che ora si trova al 12° posto, che sarebbe una posizione, se mantenuta, che prevede i play-out, mentre il VIP che deve cercare di mantenere un'ottava posizione, se non possibilmente migliorarla, per entrare in zona play-off e cercare di rendere più proficua questa stagione sportiva. Tempo a disposizione dei due mister terminato e si torna sul parquet. Sarà Baldassarri autrice
del primo passaggio, che voleva essere però un tiro, colpisce perfettamente l'angolo della porta avversaria, rimbalza dalla parte opposta del campo. Di nuovo VIP in attacco, palla in punta per Vanessa, che però fa rimbalzare il suo passaggio sul petto di Castagnoli. Troiano, palla per Vanessa in arretrato, che trova il passaggio per la compagna, si lotta, pericolosissima in questo momento Narcisi, che nuovamente serve un buon pallone per Castagnoli, che viene fermata dalla difesa pressante di Andrea. Ricottini serve per Troiano, trova subito Salvador, stava subito Fernandez. C'è stato un contatto che ha messo a terra Narcisi, si chiede l'intervento del medico. Giocatrice che fortunatamente si alza ed esce da sola con le sue gambe. Applausi da parte di tutto il pubblico qui presente oggi. Sembra abbia colpito il labbro, giocatrice già sensibile dopo un infortunio al naso, quindi zona della faccia per lei delicata e che causa pensieri e paure. Fortunatamente in questo caso solamente un colpo al labbro. Siamo certi di rivederla presto in campo. Nel frattempo il cronometro è tornato a scorrere con un attacco del VIP che si trova con Vanessa a servire un pallone per Troiano, che non controlla bene, si lotta con Baldassarri su qualche centimetro del campo, infatti la palla esce, l'ultimo tocco del VIP. Di nuovo le ospiti in attacco. Vanessa trova il passaggio per la compagna, prova a superare la difesa di Castagnoli senza successo. Veloce le rimesse del VIP, che vuole sfruttare qualsiasi minuto, qualsiasi secondo di questo primo tempo per cercare di migliorare questo risultato, questo punteggio che le vede al momento sotto di una rete rispetto alle avversarie. L'allenatore Battistone chiede al primo arbitro che venisse sanzionato quel contatto. Almeno uno dei due difensori avrebbe commesso, secondo l'allenatore umbro, un fallo, ma nulla è stato sanzionato. Baldassarri pericolosissima, prova il passaggio per Sulpizzi, palla che viene sporcata dal VIP, che ferma una qualsiasi avanzata di Foligno. Calcio d'angolo che serve un pallone d'oro per Baldassarri, che anche lei trova la soddisfazione personale mettendo in rete il quarto gol di questa sera per la sua formazione. Rivediamoci la giocata di come le viene servito un pallone e dando le spalle alla porta mette a segno un altro gol. VIP 2, Foligno 4, quanto mancano poco più di 5 minuti al termine di questo primo periodo di gioco. Importante anche il cambiamento nel campo nel match tra Royal Team Lamezia e Audace Verona, perché Lamezia resta su una rete mentre l'Audace Verona si è portata a 5 reti.
Cagliari femminile 0, 3 Bitonto, Kickoff 0, 1 femminile Pescara, Osaka 3, CMB 0, mentre Tiki Taka Futsal 2 e Lazio 0. Oggi tutti i match sono in contemporanea con calcio d'inizio previsto per le 18 in questa che è l'ultima giornata di andata della Serie A Futsal. Qui intanto il VIP conduce il gioco con un attacco veloce ma impreciso, perché Vanessa non riesce a recapitare un buon pallone per Fernandez. Tutto il pubblico accorso qui questa sera, che è numeroso, applaude e incita le ragazze del VIP, perché si vede che stanno aumentando l'intensità, stanno aumentando i lanci lunghi per avvicinarsi alla rete, perché il cronometro ormai è agli ultimi 5 minuti di questo primo tempo, per cercare di andare agli spogliatoi con un risultato che le vede con un minor distacco dalle avversarie. Pericolosissima ancora una volta Foligno, però non riesce a concretizzare sul Pizzi, che si trova in scivolata a perdere un pallone che poteva essere una bellissima occasione per le Umbre. Palla a qualche centimetro dalla porta avversaria, quella calciata ora da una Vanessa che prova in estremis a trovare soluzioni. Di nuovo attacco per il VIP, questa volta si vede bene il passaggio che potrebbe arrivare a Bernardelle, ma che è impreciso. Di nuovo VIP prende iniziativa, Fernandez con forza prova a mettere la palla in rete ma non trova il gol come sperato, palla troppo alta. Ritorna in attacco Foligno, viene pressata in difesa Narcisi, che si è ben ripresa dopo il contatto irregolare. E ecco di nuovo l'attacco VIP con Cuba che prova a recapitare il pallone per Fernandez. Bernardelle supera la difesa di Ferroni, ma la palla esce sul perimetro, sulla linea terminale del campo. Rimessa ancora per Foligno, che non trova però Ferroni l'appuntamento con il pallone, quindi torna in difesa. Un calcio, quello di Vanessa, che avrebbe potuto fruttare una rete. Imprecisa e superficiale Bernardelli in questo momento, che non ci sta a perdere pallone, lotta fino all'ultimo contro una Narcisi velocissima. 4 ora i falli di squadra per Foligno. L'ultimo contatto di Narcisi, secondo l'arbitro in prima, era irregolare, fuori dal concesso. Vanessa per Cuba, trova Bernardelle, passato indietro per Vanessa, che serve un pallone troppo alto, troppo impreciso. Inaspettatamente, tra gli scroscianti applausi del pubblico, viene segnata la terza rete per il VIP. Ed è proprio Cuba che raggiunge la doppietta personale. Abbiamo rivisto nel replay la gioia
di Bernardelle. Pubblico che si riaccende e applaude alle ragazze di maglia giallo-nera che hanno colto alla sprovvista con questa rete che diminuisce il distacco tra le due formazioni, rende ancora tutto da giocare. Di nuovo Cuba prova a rincorrere il pallone, insegue anche Fernandez. Ora il VIP si riposiziona in attacco, Ferroni prova a recapitare il pallone a Zelli, sfugge Ferroni dal pallone, quindi rimessa per il VIP. Maddalena di nuovo per Vanessa che cambia modo d'attacco, preferisce il passaggio laterale, non c'è intesa con Cuba, quindi la palla finisce lateralmente. Corner di Foligno. Ferroni prova, anche se dolcemente, a mettere la palla in rete, aveva ben capito Ricottini le intenzioni. Vanessa per Fernandez che si trova raddoppiata in difesa, pallone che tocca, che scotta tra i piedi di tutte le giocatrici, ma ferma di petto la numero 3 in maglia giallonera che diventa pericolosissima, in scivolata, però il pallone viene fermato da Cecconi che opera un'altra perfetta parata. Zelli, passaggio profondo per Ferroni che però viene allontanata da Fernandez, nulla di regolare secondo gli ufficiali di campo. Di nuovo Andrea per Vanessa, si prova ad avvicinarsi alla rete ma non riesce a fermare questo missile che Maddalena riceve. Rimessa ancora per VIP. Salvador per Fernandez, non aveva calcolato la giocatrice, l'avversaria Narcisi, che colpisce con il pallone il muro perimetrale della palestra. Troppa forza e poca precisione quella messa in campo in questo momento da Narcisi. Una occasione che sfugge al VIP con una Bernardelle che si era trovata pericolosissima vicino alla porta. Vanessa cerca di mantenere vivo questo attacco per il VIP che però si spegne in un'imprecisione di Andrea dovuta a un pressing difensivo notevole. Altro cambio per la formazione ospite, vede ritornare in campo Corboli, autrice di una rete questa sera. Riesce a vincere il pallone il VIP che però per pochi secondi conduce un attacco con Andrea. Si lotta sulla fascia centrale del campo per mantenere un controllo di un pallone che sfugge viscido tra i piedi di tutte le giocatrici. Meno di un minuto sul cronometro prima di andare al spogliatoio. Tempo che aumenta l'adrenalina in tutte le giocatrici che stanno aumentando la marcia per avvicinarsi alla porta avversaria. Poco più di 30 secondi a disposizione, un attacco che però per il VIP non frutta nulla di buono se non dover tornare in difesa, perché ora è Foligno a condurre con Corboli che trova un buon passaggio per Baldassarri. Baldassarri di nuovo smista ottimi palloni fino da Zelli, ma interviene
subito Andrei ad allontanare il pallone. Baldassarri rimette la palla in gioco per Narcisi, che in un passaggio profondo spera di far arrivare la palla dalla compagna, ma Vanessa ben capisce le intenzioni. Dura poco l'attacco per il VIP perché Baldassarri interviene. E con la parata di Ricottini si va agli spogliatoi con un VIP a 3 e un Foligno a 4 reti realizzate fino ad ora. Ci prendiamo anche noi una piccola pausa e ci rivediamo tra pochi minuti per il secondo tempo di questa 13ª giornata di calcio a 5 femminile. Grazie, a tra poco.
Ed eccoci tornati in diretta da San Martino di Lupari per la 13ª giornata di calcio a 5 femminile. Giornata importante quella di quest'oggi, che vede tutte le formazioni giocare in contemporanea alle ore 18, perché verranno decise con i risultati di oggi, con anche i risultati di oggi, le prime 8 squadre della classifica che avranno diritto ad accedere alle Final 8, alle finali nazionali della massima categoria del calcio a 5. Importante per il VIP questa sera vincere o almeno pareggiare per poter mantenere la propria posizione, l'ottavo posto in classifica ai fini appunto delle Final 8 che si giocheranno a Bari. Punti che vengono rincorsi ardentemente anche da Foligno, che deve mettersi in zona salvezza, quindi quelli che al momento sembrano essere più nella loro saccoccia sono importanti per Foligno proprio per migliorare la propria posizione. Nel frattempo c'è stato un cambio durante la nostra pausa anche nel match tra Osaka Falconara e CMB Futsal Team, perché Falconara conduce per 4-1. E intanto il fischio di inizio dà il via a questo secondo tempo di gioco, che vede sicuramente una modalità diversa per il VIP, che deve cercare di ribaltare la situazione che al momento le vede in svantaggio. Ed ecco il VIP che conduce con Cuba, che preferisce un passaggio indietro per Vanessa, di nuovo Bernardelle che viene però fermata da Narcisi. Ed ecco l'attacco per le ospiti. Ferroni per Narcisi, arretrano le umbre finché il pallone trova il petto di Fernandez. Non si concretizza in nulla di buono questa azione per il VIP, ma è una ottima possibilità per Foligno di riavanzare e ritornare in attacco. Vanessa prova a trovare il Bernardelle, capisce però l'intenzione Dos Santos, che in salto allontana il pallone. Di nuovo VIP che attacca. In questo momento Castagnoli non lascia alcun centimetro a Vanessa per leggere e vedere la situazione. Ed ecco di nuovo Castagnoli, che serve un buon pallone per Narcisi, trova sulla fascia destra Baldassarri. Fitta rete di passaggi quella operata in questo momento dal Foligno, che riesce a concretizzare un po' di fortuna. Un'altra rete, doppietta per Narcisi. Porta a 5 reti Foligno. C'era riuscita Riccottini, lo rivediamo in queste immagini che mostrano come Riccottini con gli stinchi, con le gambe, aveva fermato il pallone, che però ha roteato ed è finito nuovamente in rete. Tutto il pubblico qui presente acclama e sostiene le proprie ragazze, che cercano, che non si perdono d'animo, ma che continuano a lottare, perché abbiamo visto in questa partita stasera non si può dare nulla per scontato.
rimessa per il VIP. Fernandez serve il pallone per Vanessa che carica di destro, non conteggiando Zenelli in difesa, si tuffa sul pallone Cecconi, invio lungo nella speranza di trovare Castagnoli. Applaude l'allenatore Battistone. L'ottima giocata delle proprie ragazze che ora tornano in difesa. Dos Santos calcia via il pallone a Cuba. Aumenta l'agonismo e l'atleticità ogni secondo che passa di questo secondo tempo di gioco. Palla troppo alta, colpisce la traversa della porta, anche se in salto Cecconi avrebbe deviato comunque il pallone. Prova con un passaggio all'indietro Bernardelle per trovare la compagna, appuntamento che però non avviene e quindi giocata che vede riallontanarsi dalla zona di attacco il VIP. Non perde assolutamente tempo il VIP a fare una rimessa, è super veloce, prova ad avvicinarsi, a cercare dei punti, dei momenti per cogliere impreparato questo Foligno che al rientro dagli spogliatoi è determinato e molto molto veloce. Vanessa si allunga un po' troppo il pallone ed interviene Castagnoli. Ancora sguardo sull'attacco del VIP, un attacco che non riesce. Cuba alza la mano e ammette il proprio errore. Errori che cominciano ad essere un po' pesanti per il VIP, che non deve essere superficiale, deve cercare di migliorare le proprie giocate, perché ora si trova a meno 2 reti rispetto alle avversarie. Bernardelle prova a tenere viva la giocata servendo il pallone per Vanessa, non arriva precisamente la palla alla compagna. Nel frattempo c'è un cambio per la formazione ospite, si mette a sedere Baldassarri mentre ritorna in campo Zelli. Scippa un prezioso pallone. Numero 6, maglia giallo-nera, Fernandez Marquez Jessica, che però non riesce a trovare la rete, mette però in chiaro le intenzioni sue delle proprie compagne. È aumentata notevolmente la velocità rispetto al primo tempo di gioco, probabilmente le due formazioni si sono un po' più studiate, un po' più osservate e ora stanno dando il tutto per tutto, aumentando anche i tiri in porta. Altra occasione per Dos Santos che però non colpisce nulla se non il muro della palestra e quindi ritorna con le compagne in difesa. Lotta per il pallone, cerca di mantenerlo vivo Giulia, ma commette un fallo. Primo fallo per la giocatrice, primo fallo per la squadra veneta in questo secondo tempo di gioco. Rivediamo nel frattempo a far il suo ritorno in campo Magnini per la formazione ospite.
Giulia colpisce il pallone, chiede anche all'arbitro di sanzionare un contatto secondo lei irregolare, ma l'arbitro in seconda, Colombo, non riscontra nulla di irregolare. Palla inattiva per una sanzione assegnata alla panchina di casa. Gli occhi possono tornare sul parquet con Vanessa che si dispera, si innervosisce per una giocata che viene interrotta dalla difesa in maglia blu. Passaggio profondo, quello che viene recapitato alla numero 11 Zelli. Intanto l'ultimo tocco è di Narcisi che devia una palla che finisce oltre la linea del campo. Vanessa di nuovo in punta, trova Fernandez che prova a giocare in dai e vai. Non c'è precisa collaborazione tra le due giocatrici. Attacco di nuovo per le ragazze di Mister Battistone. Giulia allontana il pallone, decide che è il caso di fermare l'attacco avversario che stava diventando pericolosissimo, calciando la palla fuori dalla linea laterale. Corner di Foligno, palla per Narcisi che però non mantiene per troppo il controllo del pallone, come altrettanto fa il VIP. Si sporcano palloni continuamente, VIP interviene sull'avanzata di Foligno e viceversa, match che ora non esclude alcun colpo. Narcisi scivola e viene però aiutata a rialzarsi da Fernandez che commette un fallo che viene sanzionato con il cartellino giallo da parte dell'arbitro in prima. C'è un cambio per la giocatrice numero 6 in maglia blu che abbiamo già visto uscire precedentemente per un contatto, ma come prima siamo certi che non sia nulla di grave. E intanto torniamo con gli occhi sul campo di gioco con Zelli, autrice della rimessa che viene deviata da Giulia. Ancora per le umbre il controllo del gioco, continuano a condurre sia sul campo che sul tabellone perché da un paio di minuti, da più di un paio di minuti la situazione non cambia e continua ad essere per il Foligno favorevole. Baldassarri ferma la rimessa di Troiano, trova Zelli e veloce di nuovo Baldassarri in collaborazione, però palla che non riesce bene a controllare, quindi non può fare altro che tornare in difesa. Ne approfitta subito Troiano per operare la rimessa.
Giulia non si comprende con Fernandez, che prova un po' di frustrazione nel non essere riuscita a realizzare la giocata come indicato dal mister Kim. Troiano per Fernandez, che sembra voler partire ma tentenna, non capisce Giulia l'intenzione di Fernandez. Interviene Troiano che carica bene di destro, ma altrettanto buona era la posizione di Picinno, la posizione di Magnini. Melina che ferma quella che potrebbe essere pericolosa avanzata del VIP. E di nuovo Giulia fa mettere le mani nei capelli a tutti gli spettatori, fiato sospeso per quella che poteva essere una rete importante, ma anche Cecconi ha messo la mano parando un pallone d'oro per il VIP. Cambi veloci per la formazione ospite, vediamo con piacere veder tornare in campo Narcisi dopo quel contatto che sembrava averle causato molto dolore, invece fortunatamente nulla di grave. Troiano triplicata, decide di prendersi la responsabilità di un tiro, riesce a incastrare la palla in un punto difficile, ma non è il punto giusto per una rete. Il pubblico applaude comunque e sostiene il proprio capitano, che ha fatto una bellissima comunque giocata. Sicuramente la determinazione e la costanza di queste ragazze le premierà. Palla inattiva, gioco fermo. Fischio arbitrale che però ora dà il via al servizio di Ricottini. Non c'è nessuno che comprende l'iniziativa di Giulia. E quindi occasione ancora d'oro per il VIP, che si trova a immaginare una rete di Fernandez, che però chiusa in difesa non può far altro che arrivare alla fine del campo. Di nuovo il VIP in 3 contro 4, non riesce però a trovare la rete. Continuano a essere preziose ed emozionanti le giocate delle padrone di casa, che però non riescono a concretizzare, non riescono a mettere bene la palla in rete. Merito anche sicuramente di una difesa in maglia blu che non lascia alcun millimetro. Zelli preferisce mettere la palla da Cecconi, che calcia forte dalla parte opposta, ma Ricottini ferma il tutto e dà una possibilità alla propria squadra. Di nuovo Foligno in attacco per pochi secondi, perché Fernandez serve un buon pallone a Troiano, che non riesce però a prendere il controllo. Velocissime le giocate, durano pochi secondi gli attacchi di entrambe le formazioni. In campo stiamo vedendo un gioco che richiede la massima attenzione e determinazione di tutte le atlete che stanno duellando per questi 3 punti importanti in classifica.
11 minuti e 40 secondi sul nostro tabellone, mentre è già terminato il match tra Osaka Falconara 6 e CMB Futsal Team 1, mentre anche le altre partite di questa 13ª giornata sono agli ultimi minuti di gioco. Si lotta per il pallone tra Giulia e Narcisi, ancora in attacco, che fugge via Castagnoli, prova la rete ma esce lateralmente Castagnoli, non riesce a mantenere la palla in gioco. Pronto e scattante l'arbitro Colombo che ferma il gioco. Palla allungata un po' troppo per una Bernardelle che non raggiunge l'obiettivo, e quindi si ritorna in difesa per le padrone di casa, mentre provano con un calcio avventato le ospiti con Narcisi a trovare un'altra rete. Bernardelle deve riconsegnare il pallone a Vanessa. Giulia per Bernardelle, veloci, imprecisi, però purtroppo questa fitta rete di passaggi del VIP che ora sembra preferire la velocità alla lettura del gioco. Non mancano i gridi di sostegno alla formazione ospite, alla formazione padrona di casa. Vanessa fa la rimessa per Giulia, che però non è precisa nel servire il pallone. Maddalena raddoppiata in difesa, trova un buon passaggio per Bernardelle, che però viene a sua volta chiusa. Nulla si concretizza, nulla cambia per questi ultimi 9 minuti e poco più del secondo tempo. Nel frattempo è terminata anche kick-off femminile e femminile Pescara Futsal, che vede le padrone di casa arrendersi con una rete a 4 del Pescara. VIP che si muove, cerca di slegarsi dal pressing difensivo che le attanaglia e le mette in difficoltà, costringendole a dei tentativi di rete difficili e frettolosi. La tecnica utilizzata dall'allenatore Battistoni in questo momento sta fruttando notevolmente per la propria formazione, mettendo in difficoltà le padrone di casa, che sentono in questo momento la pressione e il tempo che scorre. Infatti aumenta la tensione, aumentano i contatti che, se non vengono fischiati come in questo caso, possono sfociare in infortuni sgradevoli.
Si torna a giocare con un attacco di Foligno, le ombre ancora muovono bene il pallone in punta tra Dos Santos e Baldassarri, palla che però non resta in gioco molto a lungo. Salvador, pallone per Vanessa che vede la compagna. Passaggio troppo lungo quello che voleva operare il VIP e così subisce il VIP un'altra rete. E sono 6 i gol realizzati da Foligno. Tanto viene chiesto un minuto di sospensione mentre noi ci godiamo la giocata. Rivediamo come caricando di destro Castagnoli trova la doppietta questa sera, portando a 6 reti la propria formazione. Ormai le 3 gol del VIP sono stati raddoppiati da Foligno. 8 minuti ancora da giocare, 40 secondi a disposizione che potrebbero perlomeno far raggiungere al VIP un pareggio, che sarebbe ciò che serve a questa formazione veneta per mantenere l'ottava posizione in classifica e andare così nel Final 8 che si giocheranno a Bari. In caso di sconfitta invece sarà da importante osservare e sottolineare come sono andati gli altri match. Intanto i 60 secondi a disposizione dei due mister sono terminati. Tutte le indicazioni che dovevano essere date sono state offerte alle proprie ragazze ed ora si torna in campo, ma vediamo subito che alla ripresa viene scelta un'altra tattica da mister Stenandrei Kim, perché si sceglie il portiere in movimento e di questo compito se ne fa carico il capitano Troiano, oggi anche applaudita dai bambini dei primi calci che allena e segue. Muove bene la palla in questo momento il VIP, che preferisce usare un gioco più ponderato e un po' più lento rispetto alle precedenti giocate. Prova d'iniziativa a realizzare una rete il portiere Cecconi, però la palla viene fermata da una presente e veloce Vanessa, che questa sera si è resa molto protagonista e molto faro guida per la propria squadra. Si lotta per il pallone, non riesce ad avvicinarsi come sperava Zelli. Cambi veloci quelli tra Troiano ora e Ricottini, che devono rimanere sempre sull'attenti per cercare di non lasciare mai la porta scoperta, perché potrebbe essere una occasione d'oro sfruttata da Foligno, che fino ad ora in una buona percentuale di attacchi è riuscita a realizzare. Attacco di nuovo condotto dalle giocatrici in maglia giallo-nera. Troiano trova subito Vanessa. Si prova sulla fascia destra con un taglio di Andreia, ma ciò non porta ad avvicinarsi troppo alla porta avversaria.
Decisamente un cambio di velocità, quello operato in questo momento dal VIP che sfiora una rete, mani tra i capelli per tutto il pubblico che aveva già immaginato un'importante rete per il VIP. Intanto Ricottini ferma un pallone pericoloso per Di Foligno. E rivediamo iniziare i fitti passaggi del VIP che stava nuovamente per creare una buona giocata che in questo momento non è diventata però proficua. Vanessa mantiene vivo un pallone che stava prendendo la via del fuoricampo. Corre tutto il VIP, ogni compagna è pronta a sopperire in caso di posizione sbagliata di un'altra della giocatrice, che si sa che la scelta del portiere in movimento può avere anche dei risvolti pericolosi. Ma il mister Kim la opera sapendo di poter contare sulla foga e la collaborazione della propria squadra. Rimessa laterale di nuovo per il VIP con Troiano che incita la velocità, non si perde tempo, si riprova per Cuba che arriva un ottimo pallone per Troiano, giocata troppo veloce anche solo per riuscire a descriverla con le parole. Altro momento di sospensione, time out che è preziosissimo per entrambi i mister che devono cercare di non farsi cogliere impreparati dalla formazione avversaria, perché ormai ogni giocata può essere letale, solo 5 i minuti ancora a disposizione. Nostro match che sta ormai giungendo agli sgoccioli, mentre 3 delle 6 partite in contemporanea di questa domenica 12 gennaio si sono già concluse. Intanto abbiamo avuto l'occasione di rigoderci delle importanti ed emozionanti giocate, perché sicuramente questo match è ad alto coefficiente di sorpresa, perché nessuna formazione ha evitato di farci emozionare questa sera, ma anzi hanno offerto giocate e collaborazioni molto molto istruttive. Nel frattempo segnaliamo che è finita anche la partita a Lamezia con un 3-8 che vede uscire vincitrice Verona, avversaria che doveva essere attenzionata per il VIP in caso di vittoria, come appunto è avvenuto per Verona, e di sconfitta per il VIP, come speriamo non accada per le padovane. Alle Final 8 andrebbero le veronesi. Nel frattempo si sospira per un'altra occasione che non trova la soddisfazione per Fernandez. Si procede nella formazione veneta con il portiere in movimento. Basiti, tutti spettatori e telespettatori in questa altra occasione che sfugge numerose in questo momento, le giocate che vengono ben create e costruite dal VIP, che però non riescono a essere concretizzate in una rete. Il campo non sta premiando il VIP. Tre contro 3 in questo momento, la metà campo d'attacco pericolosissima. Vanessa che riceve un ottimo pallone di nuovo per
per Fernandez, che fa sospirare letteralmente tutti per una bellissima giocata, che erano pronti ad applaudire tutti gli ospiti al palazzetto di San Martino di Lupari. Mister Battistone continua ad applaudire, a sostenere le proprie ragazze che non devono diminuire la concentrazione e l'intensità. Palla che si incastra tra i pali laterali della porta veneta. Fernandez trova Vanessa in punta, che decide di un passaggio profondo per Cuba, interviene però la difesa in scivolata di Dos Santos, palla che fortunatamente finisce ben distante dalla porta veneta. Veloce Troiano, serve per Vanessa, non si perde alcun secondo. Il tempo sul cronometro continua a scorrere troppo velocemente per le venete, troppo lentamente per un Foligno che sta dando sfogo a tutte le energie, a tutta l'attenzione per non subire altre reti dal VIP. Rimessa per Foligno, che però sbaglia di non poco la traiettoria, lanciando il pallone tra gli spalti. Troiano in collaborazione con Vanessa, che decide di servire a Cuba. L'ultimo tocco è operato dal Foligno e quindi ritorna in attacco VIP. Palla pericolosissima che purtroppo questa volta finisce in rete. Esulta tutta la panchina del Foligno, perché mette letteralmente in cassaforte in questo momento la vittoria. Ed è proprio la numero 21 Dos Santos, Jessica Nayara, a realizzare la 7ª rete per la propria formazione e il primo gol personale questa sera. Ancora più cariche e determinate le ragazze di Mister Battistone, che continuano a non perdersi, a non diminuire l'intensità. Questo gol ha sicuramente caricato notevolmente la formazione ospite, ma non sembra aver scoraggiato le venete. Di nuovo Troiano si vede sottrarre il pallone, non lo perde assolutamente di vista, era proprio a pochi centimetri per poterlo recuperare. ...120 secondi ancora di questo match che al momento sembra poter essere attribuito a Foligno, che sta sapientemente dirigendo il gioco. Aveva giustamente visto la compagna Fernandez. Vanessa carica bene, ma non calcola la traiettoria del pallone, che va ben oltre la porta avversaria. Dos Santos perde l'appuntamento con il pallone, perciò Cecconi Adele, giovane classe 2000, riesce a
prendere il pallone. C'è stato però un contatto irregolare secondo la giocatrice numero 10 di Foligno, la Corboli Federica, ma l'arbitro le chiede di mantenere la calma. Cuba per Troiano, trova velocemente la compagna, fitti passaggi tra tutte le ragazze del VIP. Calcio d'angolo che trova Cuba, che si gira di nuovo per Troiano, non perdono tempo, provano a leggere qualsiasi buco nella difesa avversaria, ma la palla corre parallela alla porta avversaria, infatti Andrea non trova la rete. Pochissimi ora i secondi sul cronometro che possono decretare ormai la vittoria di Foligno, che si è battuta più che degnamente, non mollando mai e credendo nell'obiettivo finale. 2 le vittorie per le Umbre in questo 2025, che era iniziato già con una vittoria il 5 di gennaio che sembrava promettere bene, e proprio così è stato, perché anche in trasferta quest'oggi possono portare a casa 3 importanti punti in vista della salvezza. Un po' più sfortunato questa domenica sera per il VIP, che sembra dover dire addio ai playoff per questa stagione sportiva. Dire addio alle Final 8 per questa stagione, non rientrando nelle prime 8, dovendo cedere il posto all'Audace Verona. Sicuramente fa onore il fatto che ci sia una veneta tra le prime 8 del calcio a 5 femminile. Un grande riconoscimento per il movimento, che ha necessità di crescere sempre di più. Si lotta fino all'ultimo con Cuba, numero 15, maglia giallonera, che ci prova a mettere a segno un'altra rete. Ormai la sirena sta per suonare, ad un solo secondo dalla fine viene fermata e si finisce così la 13ª giornata di calcio a 5 femminile. Termina l'ultima giornata del girone di andata con VIP che si arrende con 3 reti a un Foligno che ne realizza ben 7 e porta a casa 3 punti importanti. Una partita che sin dall'inizio ci aveva promesso grandi emozioni e ha mantenuto la propria parola. Per il momento si vedono tutte le formazioni che si posizionano per il saluto, perché domenica 19 gennaio invece, per chi vuole sostenere la propria squadra, il VIP giocherà in casa contro l'Audace Verona, mentre l'Atletico Fogliano giocherà nuovamente in trasferta contro il Tiki Taka Futsal. Quindi domenica a 19 tutti connessi sulla nostra rete per seguire la vostra formazione. Grazie a tutti per averci seguiti e buon futsal a tutti.